Affianca a me la concorrente più giovane, penso, della storia del premio Art. In queste 5 edizioni, infatti, non è mai capitato di avere un'artista, tra l'altro veramente, secondo me, talentuosa, che ha 16 anni, ovvero Giulia Masotta. Giulia ha 16 anni, giusto? Appena compiuti, tra l'altro. A dicembre. A dicembre. Allora, questo lato, allora, le tue opere sono pittoriche, diciamolo per chi non le ha ancora viste, le potete vedere appunto al Caffè Letterario per 2 settimane sino al 12-13 maggio. Sono opere pittoriche molto visionarie, ricordano anche qui un po' il surrealismo, anzi parecchio il surrealismo. Immagino che Dalì sia stato uno dei tuoi grandi punti di riferimento, no? Sì, allora ho visto la mostra di Dalì dopo aver quando avevi 8 anni, no, circa. Dopo il mio primo quadro, e infatti devo dire che mi ha ispirato molto e ha cambiato molto il mio modo di dipingere. Infatti già dal primo al secondo quadro ci sono molte differenze. Cioè, spiegaci un po', Dalì che cosa, col surrealismo, che cosa ti ha... Allora, mi ha fatto capire meglio la concezione dello spazio e mi ha fatto capire il significato di un paesaggio dietro, che fa da cornice ad una figura che io magari metto davanti, e come ad esempio nel primo quadro ci sono solo 2 figure dietro uno sfondo completamente colorato, e invece nel secondo quadro il paesaggio risalta molto di più la figura che è davanti. Quindi tu parli di uno studio quasi a livello accademico, tra virgolette, proprio uno studio sulla pittura, su come creare una buona pittura, diciamo così? Sì. Questo non ti ha dato più, anche da un punto di vista di contenuto, quindi di soggetto? Sì, cioè questi bicchieri dove ci sono, in una delle opere ci sono dei bicchieri e da questi bicchieri si vede una silhouette di donna o si vedono altre cose, no? È molto visionario come tipologia. Siccome Dalì faceva queste tipologie, non che tu fortunatamente non è che ricalchi delle cose di Dalì o le copi, le fate in modo anche abbastanza personale, questo appunto mi ha colpito per il fatto della tua giovane età, no? Quindi immagino che Dalì non solo da un punto di vista di forma, di tecnica ti abbia dato, ma anche da un punto di vista di contenuto. Sì, assolutamente. Giusto? Allora, in quel quadro che dici tu, io gli ho dato molti significati, devo dire che è il quadro che per me ha più significati. Dalì mi ha insegnato a dare più significato ad una sola azione, ad una sola figura. Mi ha insegnato a dargli più vite invece che una sola. Per me una figura rivive in più modi. Ecco, più vite in una sola, e io direi che con questa frase possiamo salutare Giulia, è veramente notevole, veramente molto, molto talentuosa.